L'11 settembre, nella sede della CISL Veneto, è stato presentato il libro di Romano Capelletto e Angela Jantosca, 21, un libro che ricostruisce i profili delle 21 madri costituenti. Erano infatti solo 21 su 556 le donne elette nel 1946 nell'Assemblea Costituente. Il loro contributo nella scrittura della Costituzione italiana è stato fondamentale, eppure i loro nomi e le loro storie sono poco noti, così come la straordinaria eredità di principi e diritti introdotti con il loro lavoro. Diritti che vanno dalla pari dignità sociale di ogni cittadino senza nessun tipo di discriminazione alla parità retributiva nel lavoro tra uomo e donna. Ecco perché il coordinamento per le politiche di genere della FNP CISL Veneto, la categoria dei pensionati, continua il suo percorso sulla memoria storica per stimolare una presa di coscienza del lavoro che anche come sindacato c'è ancora da fare oggi, per attuare i principi ma anche per le battaglie di ieri. Ci sono degli impedimenti di tipo sociale, culturale ed economico che in qualche maniera stanno rallentando il percorso. Parliamo sulla parità retributiva per quanto riguarda le donne che lavorano, per gestire la cura e il lavoro di cura siano costrette ad abbandonare il lavoro. C'è ancora lo stereotipo femminile di genere con una focalizzazione ancora molto patriarcale ed infine per quanto riguarda la possibilità di un percorso formativo che non sia legato allo stereotipo di genere, e qua il mondo dell'istruzione deve fare ancora molto. Ci sono voluti molti anni, molte battaglie perché i principi si trasformassero in leggi. Ci sono dunque molte ragioni per riflettere e dare il giusto contributo alle 21 madri costituenti. 21 è un libro rivolto soprattutto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma non solo, e rappresenta un ponte diretto tra ieri e oggi, perché molti dei principi sanciti nella Costituzione, grazie alle donne che hanno contribuito a scriverla, non hanno ancora piena attuazione. Per ricordare che quelle battaglie vanno ancora combattute, perché se c'è scritto nell'articolo 3 che non c'è differenza tra uomo e donna nella dignità, dobbiamo comunque ancora combattere per raggiungere quel risultato. Grazie a loro c'è scritto parità di sesso, grazie a loro in teoria, almeno sulla carta, donne e uomini prendono lo stesso stipendio, grazie a loro per la prima volta si parla di amore. Tuttavia, le tematiche affrontate dalle madri e dai padri costituenti sono di un'attualità evidente. La separazione tra previdenza e assistenza, più volte sollecitata anche dal sindacato CISL, il rapporto tra scuola pubblica e privata. Le donne dell'FNP sono fermamente convinte che le leggi non sono sufficienti a risolvere i problemi e le disuguaglianze se non interviene un profondo cambiamento culturale che superi stereotipi, credenze, regole ataviche che per secoli hanno costituito legacci discriminanti per il mondo femminile. Siamo partite dopo la pausa estiva con un'iniziativa riguardante le 21 madri costituenti. Partiamo dalla memoria, dal tributo a queste donne per sviluppare tutte le attività che andremo a fare di formazione, consapevolezza e competenza delle donne all'interno della nostra organizzazione.